Velocemente appunto alcuni numeri. Allora, la produzione complessiva dei rifiuti urbani si è stabilizzata, anzi si può dire, abbiamo visto una riduzione ovviamente dovuta principalmente al calo dei consumi delle famiglie a causa della crisi economica. Quello che è interessante è che il pro capite appunto è molto basso, è sempre stato basso rispetto a quella che è la media nazionale, nonostante il Veneto sia una regione con un PIL elevato ed elevati consumi per le famiglie. Quindi questo sulla produzione pro capite è un dato abbastanza interessante nella compagine nazionale. La percentuale di raccolta differenziata è molto elevata, oltre il 50%, come vedete dal grafico. La produzione di rifiuto residuo ormai continua a calare in maniera significativa e nonostante ci sia questa percentuale che ormai ha superato quello che era l'obiettivo sia del piano regionale sia del decreto legislativo, si continuano ad avere degli aumenti significativi. Qui vediamo proprio che ci sono proprio delle province, la provincia di Treviso che è arrivata al 71% di raccolta differenziata, quindi un risultato di assoluta eccellenza. Questa è la distribuzione, si vede il dato molto interessante che cioè il 46% dei comuni, quelli verdi, hanno superato il 65%, quindi hanno già superato l'obiettivo massimo previsto dal codice ambientale per il 2012. Cosa si raccoglie? Si raccoglie tanto organico, quasi 600.000 tonnellate di umido e verde, poi carta, vetro, plastica, imballaggi metallici e altri materiali, legno, metalli provenienti dagli ecocentri. Quindi gli ecocentri in questa compagine sono strategici. Sistemi di raccolta, ecco, come vediamo questa gestione dei rifiuti nel Veneto, una delle caratteristiche proprio di questa regione è l'elevata diffusione della raccolta secco-umido, cioè nel Veneto abbiamo il 92% della popolazione che è impegnata nella separazione domestica dell'umido e questo sicuramente è uno dei motivi per cui abbiamo questa percentuale così elevata. Di questi comuni un 400, quindi una buona percentuale, non solo fa la raccolta secco-umido ma fa anche la raccolta secco-umido domiciliare. Oltre al secco umido domiciliare ci sono 315 comuni, quindi il 43% degli abitanti sono impegnati in una raccolta domiciliare spinta, quindi oltre al residuo, oltre all'umido anche il secco recuperabile, cioè una raccolta domiciliare integrale di tutte le frazioni. Ecco, vediamo qui la distribuzione dei comuni dove c'è questo sistema di raccolta domiciliare spinto, cioè domiciliare di tutte le frazioni. Come si vede tutta la parte di pianura, i comuni della pianura praticamente sono tutti impegnati in questo secco-umido, in questa raccolta domiciliare spinta di tutte le frazioni. Quasi oltre il 40% degli abitanti, quindi una cifra assolutamente significativa che spiega poi i risultati sia in termini di produzione pro capite sia in termini di percentuale di raccolta differenziata. Qui si vede appunto come dove c'è la raccolta domiciliare la percentuale di raccolta differenziata sia oltre il 65%, ma anche la produzione pro capite è molto al di sotto di quella che è la media regionale. Un'altra caratteristica importante è che in un sistema dove ci sono le raccolte differenziate devono esserci gli ecocentri, ovviamente per trovare sbocco alla raccolta e al conferimento di tutte le altre frazioni che non possono essere conferite tramite il secco recuperabile e l'umido, quindi il 90% degli abitanti sono serviti da ecocentro, anche questo è un aspetto molto importante. Un'altra caratteristica della gestione dei rifiuti nel Veneto è la diffusione a livello comunale della tariffa. Come si vede già dal 2000 una serie di comuni, che adesso sono 272, hanno applicato la tariffa, cioè sono passati da tassa a tariffa. Quindi abbiamo il 74% degli abitanti dove
è stata applicata la tariffa, non c'è più la tassa. Questo comporta anche che la percentuale di copertura delle spese è molto elevata, quindi arriva quasi al 100% con l'applicazione della tariffa. Tra le tariffe è molto interessante l'applicazione della tariffa puntuale, cioè oltre 100 comuni, 110, oltre ad applicare la tariffa, hanno individuato dei sistemi di applicazione della tariffa puntuale, cioè si paga a svuotamento, si paga in rapporto alla produzione del rifiuto, e questo sicuramente è stato un volano per sensibilizzare i cittadini a produrre meno, cioè a capire, ad avere coscienza di quello che si produce e anche a considerare dei sistemi, delle particolari attenzioni nel momento dell'acquisto dei prodotti, perché proprio che il fatto che si paghi a produzione implica anche una sensibilizzazione di questo tipo. Come si vede appunto, dove c'è la tariffa puntuale, la produzione di rifiuto pro capite è più bassa, proprio perché c'è questa attenzione, e inoltre, essendoci anche dove c'è tariffa puntuale una raccolta domiciliare spinta, è evidente che tutti quei conferimenti non illeciti nei con cassonetti stradali sono eliminati. Altro aspetto importante è il compostaggio domestico. Il compostaggio domestico, abbiamo che oltre l'83% dei comuni lo praticano. Di questi comuni appunto abbiamo che comunque il compostaggio è normato da un provvedimento di giunta, quindi non è una cosa così, ci sono dei specifici provvedimenti di giunta che lo normano, e in molti casi è stato distribuito il composter da parte del comune. Ci sono anche dei controlli sul fatto che venga effettivamente svolto il compostaggio domestico, e ci sono anche delle agevolazioni e della riduzione della parte variabile della tariffa per chi attua il compostaggio domestico. Ecco, si vede che è interessante vedere che il compostaggio domestico è molto diffuso nei comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata elevata, e questo sembrerebbe un po' strano perché il compostaggio domestico non viene calcolato nella raccolta differenziata, però è chiaro che dove si fa c'è comunque una sensibilità maggiore da parte dei cittadini, proprio perché questi meccanismi, compostaggio domestico, raccolta domiciliare, richiedono anche una informazione capillare continua che alla fine come si può dire, sensibilizza i cittadini. Si vede qui che comunque la produzione pro capite di rifiuto totale nei comuni con compostaggio domestico è più bassa anche della media regionale di rifiuti, della media regionale. Ma l'importanza di questo compostaggio domestico è che alla fine, calcolando le utenze che appunto hanno dichiarato, hanno chiesto le agevolazioni anche per il compostaggio domestico, si riesce a calcolare che oltre 90.000 tonnellate di organico non entrano nel circuito di raccolta. Questo sicuramente è il dato interessante e che ci fa capire anche come l'applicazione del compostaggio domestico sia sicuramente uno dei sistemi principali e anche storicamente più diffusi per ridurre la produzione dei rifiuti, cioè questa quantità di rifiuto organico viene, come si può dire, non entra nel circuito di raccolta. Ecco, molto si è già fatto, abbiamo capito che la situazione del Veneto appunto ha queste caratteristiche proprio tipiche: l'elevata diffusione della raccolta secco-umido, l'elevata diffusione della raccolta domiciliare, questo sistema di tariffazione puntuale molto diffuso, oltre 100 comuni. Questo dà questo quadro positivo. Si può fare sicuramente altro, e questa giornata, la prima in cui si parla di riduzione, sarà lo stimolo per continuare su questa strada che comunque è positiva, però si può fare altro. Ecco, tutte le esperienze che verranno presentate oggi saranno un po' sì, il quadro generale delle iniziative che magari nei prossimi anni si possono attuare, in parte sono già state attuate. Vi ringrazio e do la parola appunto alla Regione,
l'architetto Tarcisio Sanavia della Regione Veneto, che farà un breve intervento su queste linee guida elaborate dalla Regione per un uso ecosostenibile della carta negli ambienti di lavoro. Grazie.